Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Con gioia celebriamo la solennità della nascita del nostro Salvatore. Lui è nato per salvarci. È Dio che si fa dono in Gesù. Preghiamo il Signore in questa Santa Messa in modo che ognuno di noi deve diventare dono per gli altri. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine, ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison. Christe eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti. Fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli e i secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce,
riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore in tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate inni al Signore con la cetra al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Dalla lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito le regole di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è radiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli, quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? E ancora: io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Quando invece introduce il primogenito nel mondo dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio,
Senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue né dal volere di carne né dal volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno ha mai visto, il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Oggi è una grandissima festa, la nascita di Gesù bambino. E non può essere un giorno come gli altri, come la Madonna dopo che la potenza dell'Altissimo è scesa su di lei e rimase in dolce e sereno raccoglimento. Anche noi dobbiamo fermarci e meditare sull'avvenimento più importante della storia. Dio diventa uomo e viene in mezzo a noi per donarci il paradiso. Il Natale ci sveglia il meraviglioso progetto che Dio si era proposto ab eterno, cioè di prendere la natura umana per far entrare l'uomo nel suo mistero. Una decisione che solo un Dio amore poteva prendere, perché la sua incarnazione lo ha indotto a comunicarsi completamente a un altro essere differente da lui. Talmente infinita la sua umiltà che si è degnato di darsi in dono a qualcuno. Dio si fa dono in Gesù. Ognuno di noi deve diventare dono per gli altri, cominciando dai propri familiari e verso tutti quelli che incontriamo oggi e nei prossimi giorni. Il Natale
non può lasciarci nelle stesse condizioni spirituali di oggi. Ognuno deve fare santi propositi per viverli giornalmente con impegno, ma non devono essere molti o gravosi. L'aiuto del Padre spirituale è necessario. Comunque occorre poco per intuire cosa c'è nella nostra vita che dobbiamo migliorare e ciò che va eliminato. Come il traccio secco non produce alcun frutto, ma rovina la pianta, così i cristiani devono confrontarsi con il Vangelo per verificare cosa danneggia la loro esistenza. Chi non desidera vivere nella pace interiore e nella gioia costante, ma questi doni arrivano solo da Gesù. A Lui dobbiamo chiedere con dolce insistenza, disponendoci interiormente con l'impegno di rinunciare a quanto si oppone a Lui. Non possiamo chiedere qualcosa continuando a compiere l'opposto e rimanendo consapevolmente bloccati. Ricordiamo anche le parole che troviamo nel Vangelo di San Giovanni, capitolo 15, versetto 4. Rimanete in me e io in voi, come il traccio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Prima e dopo questa frase avvisa con due spiegazioni traccianti cosa avviene a chi si disinteressa della vita spirituale e non mette alcun impegno nell'amare Dio e nella preghiera. Ogni traccio che in me non porta frutto, io toglio. Lo toglie e ogni traccio che porta frutto lo porta perché porti più frutto. Questo è il Vangelo di San Giovanni, capitolo 15, versetto 2. E chi non rimane in me viene gettato via come il traccio che si secca e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Stesso capitolo, versetto 7. Gesù viene in mezzo a noi, donandosi e portandoci l'insegnamento spirituale perfetto e non c'è alcuna religione simile alla nostra. Nessuna di esse crede che Dio sia fatto creatura donandosi all'umanità per comunicarci il suo bene, la sua verità e la sua bellezza. Si è donato ad una creatura capace di comprenderlo e questo è l'uomo, inteso come essere umano. Infatti creò Adamo e Eva e non solo l'uomo. Preciso che comunque la parola uomo deriva dal termine latino homo, che indica l'essere umano in generale, senza specificazione di genere. Nel linguaggio si dice uomo per indicare il maschio, qui l'uomo indica entrambi i generi e solamente questa creatura possiede la capacità di accogliere Dio che diventa abitazione di Dio. L'uomo è stato creato per questo e non c'erano altre ragioni per la sua esistenza. Dio che produce amore interrottamente ha voluto rendere partecipi anche l'uomo e il figlio viene in mezzo a noi per parlarci del Padre. Siamo disponibili ogni giorno a fermarci ad ascoltarlo nel silenzio della preghiera. La vera
conoscenza che la comunione con Dio attraverso Lui poi pratica i suoi talenti nel lavoro che scende. Il Verbo eterno si è fatto carne nel seno della Vergine Maria e da lei è nato l'uomo Dio. Anche noi dobbiamo nascere spiritualmente nel cuore della Madre per ricevere il suo spirito e comunicare ad attuare quella trasformazione interiore possibile solamente con l'aiuto della mediatrice di tutte le grazie. Oggi chiediamo a lei di aiutarci nella meditazione del momento straordinario del Natale. Ella ci guidi nella santa preparazione e nell'incontro con Gesù bambino. Riflettiamo cosa vogliamo promettere a Lui nell'impegno spirituale e ringraziamolo per l'amore che ha dato a quanti lo accolgono e lo conservano. Chiediamoci se oggi questo bambino è veramente nato in noi, se ha trovato spazio in noi, anche perché lui si accontenta di un piccolo spazio per dimorare, riposare, trasmettere la sua grazia, ma deve trovare la sincera disponibilità del cristiano. Vi ricordo in questo giorno importantissimo di pregare e recitare il Santo Rosario, perché con i pranzi e le cene ci dimentichiamo di pregare e non troviamo il tempo. Conviene allora pregare prima di intraprendere ogni attività, così siamo sicuri di aver pregato. Buona festa e sia lodato Gesù Cristo. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
accogliamo la sua presenza affidando al Padre le necessità della nostra vita. Preghiamo insieme e diciamo: ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Per la Chiesa, perché annunciando il Vangelo lungo i sentieri del mondo sappia condurre tutti gli uomini all'unica verità che salva, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Per i rappresentanti delle istituzioni, perché si lasciano ispirare dalla sapienza divina, per operare nelle scelte rispettose della vita umana e del bene comune. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Per tutti i cristiani, perché alimentando il loro cammino con la virtù della speranza, sappiano costruire in ogni ambiente un clima di comunione fraterna. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Per le nostre comunità e parrocchie, perché il Natale sia un giorno speciale di ringraziamento per i doni ricevuti e condivisione con quanti soffrono e si sentono soli. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Padre, rinnova in noi la gioia del tuo amore per poter annunciare e testimoniare ad ogni uomo la buona notizia della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Accogli, Signore, i nostri doni, in questo misterioso incontro, la nostra povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato. Donaci te stesso. Accogli, Signore, i nostri doni, in questo misterioso incontro, noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato, in cambio donaci te stesso. Accogli, Signore, i nostri doni, in questo misterioso incontro, tra la nostra povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato. E tu in cambio donaci te stesso. Accogli, Signore, i nostri doni, in questo misterioso incontro, la nostra povertà. Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato. In cambio donaci te stesso. Accogli, Signore, i nostri doni.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mani in questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti sia gradito, Signore, questo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, e ottenga a tutti gli uomini il dono natalizio della pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolte al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché nascendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all'amore della realtà invisibili. E noi uniti agli angeli e arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine di cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino
il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in redimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. E questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, tutti in pace e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di trovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Astra fece
per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Il Verbo si è fatto carne e noi abbiamo visto la sua gloria. San Michele Arcangelo, Difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli che ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, così sia. preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, il Salvatore del mondo che oggi è nato, ci ha rigenerati come tuoi figli. Ci comunichi il dono della sua vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio che nella nascita del Cristo suo Figlio ha inondato di luce questo giorno santissimo, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Amen. Dio che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore. Amen. Dio che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annunzio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo